famiglia benestante alle spalle, ma lui, 19 anni, aveva già deciso la sua strada, quella della droga. In un anno e mezzo è stato arrestato già 4 volte. L'ultima ieri nella sua abitazione, il blitz degli uomini della squadra mobile in serata. Il giovane, nonostante fosse agli arresti domiciliari, continuava imperterrito a spacciare. Probabilmente è stato il via vai di ragazzi dalla sua abitazione, dove viveva assieme ai genitori, a insospettire la polizia, e in casa è stato trovato hashish e marijuana. Non solo, ma anche 4.400 euro, probabilmente provento della sua attività illecita. È stato nuovamente tratto in arresto, lui è stato sottoposto ad un controllo in quanto era detenuto presso il proprio domicilio e all'atto del controllo è risultato avere nella propria disponibilità oltre 700 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo e una somma contante pari a 4.400 euro, verosimilmente frutto della propria attività di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo è stato arrestato anche lo scorso luglio sulla Treviso Mare assieme ad un amico che proprio il giorno dopo doveva sostenere l'esame di maturità, e forse fra i clienti del 19enne di Ponzano che ha studiato a Treviso anche alcuni studenti. Ma il provvedimento del giudice non lo aveva scoraggiato e aveva continuato così a spacciare. Nonostante gli arresti domiciliari lui continuava a spacciare a casa. Questa è l'ipotesi di reato sulla quale si sta indagando e sotto la direzione della Procura della Repubblica svolgeremo ulteriori accertamenti per trovare ulteriori riscontri a questa ipotesi investigativa. Fra l'altro il 19enne alla vista degli agenti ha tentato di fuggire gettando a terra lo stupefacente, ma è stato bloccato ed arrestato. Questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere. Le indagini continuano per accertare da dove il 19enne acquistasse la droga.